Buongiorno a tutte e a tutti, mi sentite? Credo che solleticherò i vostri timpani con meno intensità rispetto al mio predecessore. Vorrei innanzitutto ringraziare tutte le persone che sono qua. Lo faccio perché ritengo che la vostra presenza sia anche una risposta a tutti gli incontri di coinvolgimento che Sardegna Chiama Sardegna ha fatto durante questo anno appena passato. Vi ringrazio, spero che come avete partecipato in centinaia a questi incontri, a queste assemblee, continuerete a farlo nei prossimi mesi. Io sono Ivana Cucca, ho 34 anni e non provengo da una famiglia inserita in reti di potere. Non è usuale che donne come me si espongano pubblicamente per sostenere un progetto politico. Non è considerato conveniente per tanti aspetti. Eppure ho deciso di farlo proprio per il fatto che la politica è molto lontana dai bisogni delle persone come me. Io sono cresciuta in Sardegna e ho vissuto un terzo della mia vita fuori dall'isola. Ho studiato, ho fatto ricerca, ho lavorato in 8 città diverse, sparse per il mondo, e per alcuni anni ho deciso di inseguire una precaria carriera accademica che presto ho capito che non mi avrebbe reso felice. Quindi ho deciso di tornare qua. Attualmente, e dopo un lungo periodo di radicamento, perché tornare in Sardegna non è semplice, attualmente, dicevo, faccio 2 lavori. Sono un'insegnante precaria e questo lavoro mi permette di conoscere tantissimo ogni giorno e di imparare tanto, ma anche di osservare lo stato precario su cui si regge il sistema scolastico regionale. Fuori dalla scuola, poi, lavoro autonomamente, occupandomi di rigenerazione urbana. È un lavoro un po' strano, che nemmeno la mia famiglia ha capito bene di che cosa mi occupo in realtà. Sostanzialmente quello che cerco di fare è di unire due elementi, cioè la mancanza di spazi di aggregazione, di spazi di formazione nei nostri paesi, ma anche nelle nostre città, con i vuoti degli edifici pubblici, che spesso sono sottoutilizzati. Sono convinta che ognuno di voi in ogni paese può pensare a un esempio di questo tipo. È un'attività quindi che connette queste 2 esigenze, far incontrare le persone e tenere in piedi un patrimonio pubblico. Alla fine dei conti, nonostante la mia formazione sia in architettura, quello che faccio è un lavoro di comunità. È un lavoro in cui il ripensare collettivamente gli spazi, rimmaginarli, fondamentalmente è solo una scusa per rafforzare, ampliare e migliorare la relazione tra le persone. Ecco, io penso che la politica, soprattutto in Sardegna, debba ripartire da qui, dalla ricostruzione delle comunità, dalla creazione di una coscienza di luogo, come avrebbe detto Alberto Magnaghi. Perché lo spopolamento, la lunga crisi economica, l'assenza di prospettive stanno provocando uno scasso nelle nostre comunità e stanno mettendo in discussione le ragioni del nostro vivere comune. Questa coscienza, che dovrebbe animare le comunità, però, ha bisogno, da un lato, di un nuovo scenario possibile, di un nuovo scenario di trasformazione. Dall'altro, però, ha bisogno di basarsi sulla possibilità concreta di abitare nei nostri territori. Le classi dirigenti spesso si rifugiano nell'amministrazione della contingenza, nella banalizzazione delle cause e delle soluzioni, concentrandosi magari su poche questioni e rinunciando a una visione complessa, che è l'unica da cui partire per una reale trasformazione dell'isola. Esistono dei temi che credo che siano poco affrontati e che invece sono decisivi per la costruzione delle comunità del futuro. Inizio dal primo. Io ho deciso di attivarmi per Sardegna Chiama Sardegna e quindi di essere qui oggi, perché decidendo di tornare qui ho sperimentato la bassissima attivazione politica dei nostri territori. Ho sperimentato un individualismo crescente, che è dato certamente da ragioni materiali, dall'impoverimento, ma anche dalla mancanza di spazi di confronto, di allenamento all'ascolto, di allenamento anche al dissenso. Ecco, io credo che senza restituire alle persone la possibilità e le condizioni di essere agenti di cambiamento nella propria realtà di riferimento, non c'è nessuna riforma settoriale che possa funzionare. Credo che un punto programmatico decisivo per la nostra lista e per l'intera coalizione, e colgo l'opportunità della presenza del candidato alla presidenza per esplicitarlo, sia la promulgazione di una legge regionale e di un'autorità per la partecipazione.
Penso ad una democrazia di prossimità, partecipativa, corresponsabile, come argine alla crisi dell'attuale democrazia rappresentativa, come argine all'allontanamento delle persone dalla cosa pubblica. Dobbiamo approvare entro 12 mesi dall'inizio della legislatura una legge quadro sulla partecipazione, che sia codisegnata dal Consiglio regionale, dai comuni e dalle comunità locali, che istituisca ai vari livelli istituzionali meccanismi adeguati a rendere cittadine e cittadini della Sardegna protagonisti delle decisioni pubbliche, con forme di consultazione rivolte anche ai sardi fuori dall'isola. La legge dovrà istituzionalizzare, normare e finanziare un ventaglio di modelli di processi partecipativi adatti ai singoli processi decisionali, alle scale territoriali, secondo gli obiettivi e i beni comuni. Dal dibattito pubblico, per codeterminare grandi opere, alle assemblee cittadine su temi ad elevata complessità, fino agli accordi di quartiere, per cogestire il territorio, che sia questo urbano o che sia extraurbano. La legge dovrà istituire anche un'autorità indipendente per la partecipazione, che coordini i processi di selezione e finanziamento dei processi e soprattutto ne monitori l'attività, garantendo la loro qualità, efficacia e democraticità. Quello che vogliamo sostanzialmente è una regione che scommetta sul potere dell'intelligenza collettiva. Il secondo tema che mi sta a cuore, che penso che sia in ombra molto spesso, è la questione dell'abitare. Abitare in Sardegna sta diventando sempre più difficile. Da un lato, nelle città e nei paesi delle coste, assistiamo ad un processo di saturazione che è dovuto all'esplosione del mercato degli affitti brevi. Dall'altro, nei paesi invece all'interno, assistiamo al vuoto ai vuoti abitativi. Tutto questo non è altro che l'esito della mancanza di politiche abitative. Come se un territorio che rischia di scomparire demograficamente, il diritto alla casa non sia un tema di cui la politica si debba occupare. Ho quasi finito. 10 secondi. Sì, 10 secondi. La Regione penso che debba affrontare con urgenza questo tema con due proposte, che sono la regolazione degli affitti brevi ed una piattaforma unica che connetta la domanda degli alloggi a costo contenuto con la mappatura degli edifici vuoti. Ciò che chiediamo quindi è di provare a immaginare una Sardegna dove le persone possano tornare a vivere, possano vivere i territori al massimo delle loro possibilità. Ciò che chiediamo è di ricostruire un futuro per la Sardegna a misura di chi ha deciso di disegnare il proprio futuro qui. Grazie.